Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Scoperti nel Mar Tirreno 7 nuovi vulcani sommersi che insieme a quelli già noti formano una catena lunga ben 90 km. Sentiamo. Nel Mar Tirreno meridionale è scoperta una nuova catena di 15 vulcani sommersi, di cui 7 fino ad oggi sconosciuti. Una struttura lineare in direzione est-ovest che misura circa 90 km in lunghezza e 20 km in larghezza. A dirlo uno studio frutto del risultato di numerose campagne oceanografiche condotte negli ultimi anni da un team internazionale di vulcanologi, geofisici e geologi marini dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dell'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il lavoro pubblicato su Nature Communication. Il Tirreno meridionale è caratterizzato dalla presenza di numerosi vulcani, alcuni emersi come l'Eole, altri sommersi come il Marsili, spiega Guido Ventura, vulcanologo e coordinatore del gruppo di ricerca. Questa catena di vulcani, recentemente individuata e descritta nello studio, si estende da circa 90 km a sud della costa di Salerno fino a 30 km ad est della costa di San Gineto in Calabria. La catena, definita del Palinuro, si estende in profondità da circa 3.200 metri a 80 metri sotto il livello del mare. Questi vulcani rappresentano nel loro insieme una spaccatura della crosta terrestre dalla quale risalgono magmi provenienti dalle isole Eolie, dal Tirreno centro-meridionale e dall'area compresa tra la Puglia e la Calabria. I dati raccolti mostrano che la dimensione dell'intera catena vulcanica risulta maggiore non solo di quella delle isole Eolie ma anche degli altri vulcani sottomarini del Tirreno meridionale, compreso il Marsili. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!